Questa mostra è una mostra eccezionale perché non solo celebra un artista di grande respiro, un artista internazionale, ma è particolare perché questo artista viene presentato nella parte più intima. Zoran Muzic torna a casa. A 20 anni esatti dalla morte dell'artista è stata inaugurata a Gorizia, all'interno di Go 2025, la mostra Zoran Muzic, la stanza di Zurigo, le opere e l'atelier, curata da Daniela Ferretti, che sarà ospitata fino al 31 ottobre nell'intero primo piano di Palazzo Attems. Celebra un artista del nostro territorio, un artista che ha attraversato la bellezza ma anche le difficoltà e i drammi del Novecento. È una mostra che l'ente ha fortemente voluto e organizzato insieme a tanti partner e sotto l'egida della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Invitiamo tutti i visitatori che così spesso hanno voluto dimostrare il loro interesse per le nostre iniziative a prenotarsi subito. Cuore della mostra, la stanza di Zurigo. La cosiddetta opera che si chiama La stanza di Zurigo, che è una vera stanza che è stata ricomposta, tutta decorata dall'artista nel 1950, che è stata smontata dalla villa dove era stata realizzata ed è stata con un intervento di salvataggio molto importante che ha visto partecipare alcuni tra i più geniali restauratori dell'epoca, tra cui il cognato di Zoran Muzic, Paolo Cadorin, e la sua compagna di studi Pinin Brambilla. La mostra propone la visione di opere con cui è documentata l'intensa ricerca artistica di uno dei pittori più raffinati ed enigmatici del XX secolo. Una mostra di cui siamo particolarmente orgogliosi perché Zoran Muzic è un artista di confine che perfettamente interpreta la nostra concezione di cultura di frontiera. Lui è nato qua e ha poi viaggiato tra Zagabria e la Spagna, tra Venezia e Parigi. Grandissimo rappresentante della cultura di quel confine che una volta non c'era, perciò di quel territorio che oggi ancora esiste, si aggiunge alle grandi esposizioni che abbiamo appena chiuso proprio qui nel Palazzo Attems, alle nostre spalle, alcune settimane fa, con Andy Warhol, oltre 60.000 presenze, grandissima anche la mostra di Ungaretti a Santa Chiara, quella su Basaglia, sui ponti. Gorizia davvero sta tornando ad essere un punto di riferimento anche per i momenti espositivi. L'allestimento mette in esposizione oltre 100 opere divise in decenni dagli anni 30 al 2000, tutte provenienti dall'ambito familiare o privato dell'artista. C'è un'altra chicca, un'altra novità ed è mostrare il luogo della creazione. Ed è l'atelier che voi vedete alle mie spalle e al cavalletto vedete le tele che erano a cavalletto poco prima che lui morisse, nel 25 maggio 2005.